Daydreamer Anticipazioni, dal 5 aprile al 9 aprile. Sanem si vendica di Jeanne. Jeanne e Sanem tornano alla fattoria e si salutano. Poi lei si incontra con Deniz e lei confessa di aver nuovamente perso la testa per Jeanne, di non poter fare a meno di lui. Questo nuovo Jeanne potrebbe farla di nuovo innamorare. Successivamente Sanem entra in casa di Miriban dove vive Jeanne per cercare la collana, ma trova la sua bandana e la porta via. In quel momento Jeanne sta facendo la doccia. Poco più tardi Jeanne si accorge della scomparsa della bandana, ma non la trova. Va pure in giardino a cercarla e trova Sanem che legge sulla maca. La ragazza gli chiede se sia alla ricerca di qualcosa, ma lui nega e si danno la buonanotte. Poco dopo giunge Miriban che sta cercando Aziz e viene a sapere che lui è a casa degli Aydin. Ygit parla con il tipo che aveva fatto la denuncia in merito alla produzione delle creme. Sta infatti pensando di rovinare il lancio delle creme che potrebbe portare molti benefici all'azienda. Gli fa così capire che una persona che soffre di allergie potrebbe dichiarare di aver avuto una reazione a causa di alcuni ingredienti contenuti nelle creme di Sanem. L'uomo dice a Ygit che tutti dovrebbero temerlo e che lui non vorrebbe averlo come nemico. Da Aydin intanto Yuma parla da Aziz che dorme sul divano. Dice che se lui l'avesse amata le cose sarebbero potute andare diversamente. Intanto Jeanne legge nuovamente una parte del libro di Sanem dove lei parla della valle della negazione, di errori e rimpianto. L'indomani è tutto pronto per lo shooting fotografico su Cleopatra. Deren la interpreterà e Bulut sarà Marcantonio. Jeanne dà indicazioni sulle riprese e dice a Bulut di guardare Deren come se fosse innamorato, mentre lei tiene la crema. Jeanne invita Bulut a non essere nervoso, ma Divit, mentre riprende, indirizza la propria attenzione su Sanem. Jeanne avverte comunque che per le riprese ci vorrà molto tempo, anche perché lui volutamente cambi spesso idea su quanto Sanem debba fare. Intanto Miriban va a cercare Aziz alla drogheria. Lui è lì fuori a parlare con Nihat. Lei gli dice che è sicura che lui non la stia disturbando e gli chiede di tornare a casa. Aziz accetta e se ne va con lei sotto lo sguardo di Yuma. Durante le riprese, Jeanne chiede di staccare per un po' e dice agli altri di rilassarsi. Sanem lo raggiunge mentre lui sta palesemente cercando qualcosa, ma lui continua a negare. Emirra e Leila si incontrano al mare e lui comunica di essersi dimesso dal lavoro. Chiede alla moglie di fare altrettanto per poter organizzare una loro attività, un lavoro insieme. Leila si chiede cosa possono fare e lui risponde di cercare nei suoi sogni qualcosa che avrebbe sempre voluto fare. Lei dice che avrebbe sempre voluto cantare e dedicarsi alla musica. Intanto in casa Jeanne vuole bere e chiede a Sanem se ci siano delle fragole, così i due ritornano indietro con i ricordi. In realtà Jeanne voleva sapere se c'erano delle fragole nel frullato che Sanem prepara per Deren. Lei gli chiede se ricorda il passato, lui risponde che è difficile dimenticare le cose di valore. Se le perdi diventi matto finché non le ritrovi. Jeanne la saluta e dice che si vedranno sul set. Dopo che lui è uscito, Sanem prende la bandana e la mette sotto il cuscino di una sedia in giardino. Mekibe intanto assomiglia sempre più a Yuma nella postura, nei movimenti e nello stile e sembra molto soddisfatta di ciò. In una pausa delle riprese, mentre tutti gli altri si confrontano, Jeanne e Sanem si sorridono e sono presi l'uno dell'altro. È sera, Sanem ritrova la sua collana sul tavolo del salotto e commossa esce di corsa. Nello stesso momento Jeanne ritrova la bandana in giardino. I due si ritrovano sul molo, si avvicinano, lui le dice che ha qualcosa che le appartiene, di cui non si è mai privato. Lei replica che anche lei ha qualcosa che gli appartiene e che non si è mai tolta dal collo. Sanem tira fuori la bandana dalla tasca di lui, Jeanne la collana con l'anello dal petto di lei e stanno per baciarsi. Ma sul più bello Jeanne si ferma, adducendo come scusa che non si possono baciare perché non è un comportamento da soci quali sono. Inoltre lui ha promesso che non avrebbe fatto più nulla per turbarla. Sanem, visibilmente sconvolta per il bacio mancato, si appresta a mettere la bandana nella mano di Jeanne e la collana con l'anello nel suo petto, poi si ricompone e ribatte che essere soci è ciò che conta, perché così si possono apprezzare molto di più. La ragazza lo ringrazia e si allontana felice.
A casa di Din intanto Nihat sta mangiando in maniera smodata e per questo discute con Leila. Mekibè è lontana, è andata a trovare il nonno infortunatosi a un piede e Nihat non è con lei perché lui e il nonno non vanno molto d'accordo. Poco dopo anche Mirre li raggiunge e partecipa alla conversazione. Poi arriva pure Meleat con uno dei suoi manicaretti per Nihat, che subito si mette a mangiare. Leila è indispettita da ciò e cerca di fargli capire che sta esagerando. Visto il nervosismo della moglie, anche Mirre interviene e proprio mentre parla con lui, Nihat ha un malore. Leila corre subito a chiamare un'ambulanza. Ritornata dal molo, Sanem è seduta felice in giardino e scrive sul suo quaderno. Si accorge poi che Jeanne le arriva alle spalle, la guarda e poco a poco comincia a darle dei baci sulla guancia, sul collo e sulla spalla. Lei gli chiede cosa stia facendo, si trattiene a stento. Lui risponde che sta pensando al fatto che la società possa avere anche altri significati. Si può essere soci e condividere i propri sogni, una casa o la vita. Sanem chiede dove si trovi questa casa, ma sul più bello si risveglia dal suo sogno grazie a Deniz, che le sfiora il viso con una piuma mentre lei ha gli occhi chiusi. Ygit parla con l'uomo della denuncia e trama insieme a lui al fine di rovinare la fattoria. Hanno assoldato il ragazzo con l'allergia sul viso per mentire sulle creme di Sanem e dichiarare che ha avuto una reazione nell'utilizzarle. Nei loro piani c'è l'obiettivo di portare Sanem in tribunale. Ygit dichiara che sta facendo tutto questo proprio per lei. Intanto Jeanne legge un'altra parte del libro di Sanem, dove lei racconta come si sentono quando si guardano l'un l'altro. Lei intanto continua a scrivere e a pensare seduta in giardino. Jeanne, che è nella terrazza del giardino stesso, si alza e la osserva da lontano. Jeanne e Sanem si dicono che c'è un rapporto molto speciale tra loro, ma sono vicini che non sono indifferenti dagli altri amici come Muso e Jejei. Mentre parlano arriva anche Bulut, che si sta occupando della parte legale legata alle creme di Sanem. Egli riporta la brutta notizia della denuncia da parte del ragazzo allergico, il quale ritiene responsabili della sua reazione cutanea proprio le creme. Ma Sanem ribatte subito che non può trattarsi delle sue creme, giacché fatte con elementi biologici. Lei è convinta che qualcuno voglia impedirle di farle. Jeanne parla con Bulut e lo avverte che andrà a cercare il ragazzo interessato. Accompagnato da Miriban, egli raggiunge Arda, gli fa qualche domanda e cerca di appurare un'eventuale responsabilità delle creme. Arda però non intende parlare con lui, gli chiede chi sia e Jeanne gli risponde che è una persona vicina a Sanem e gli suggerisce di rivolgersi al suo avvocato. Jeanne rimane sorpreso di questo, giacché gli sembra strano che un ragazzo all'apparenza povero possa permettersi un legale. Successivamente si scopre che l'avvocato di Arda è lo stesso di quello di Gemal, per cui Jeanne capita che ci sia qualcosa sotto. Yuma e Gitte si incontrano e parlano tra loro. Lui è determinato a non perdere Sanem, ma Yuma gli dice chiaramente che l'amore tra il figlio e la ragazza è veramente grande ed è ora di ammettere che entrambi hanno fatto un grosso errore di valutazione. Ygit vive ogni giorno con la paura che Jeanne possa dire a Sanem che è stato lui a bruciare il diario. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!